Arriva i 2000. Il traghetto più difficile della città, lo conoscono tutti i gondolieri che vengono qui a fare pratica. Il traghetto lo vedete alle mie spalle, parte dalla dogana e va alla Punta della Pietà. È difficile a causa del moto ondoso e le onde creano davvero molte difficoltà ai praticanti. Comunque questo stazio è soprattutto a vocazione turistica. Ne parliamo con i gondolieri dello stazio. Lei è un gondoliere giovane, quanti anni ha? 21. E quindi è da poco che fa questo mestiere? Sì, 3 anni, però una dinastia, perché provengo da mio padre, mio nonno, tutta la famiglia gondolieri. E quali sono gli itinerari più interessanti che offre questo stazio? Questo stazio qui ha 2 programmi in particolare, quello che svolgiamo sul canale grande, che facciamo tutto il canale grande fino al ponte di Rialto e poi torniamo per i piccoli canali guardando la casa di Mozart, oppure quello di tutti i piccoli canali, che è diverso perché facciamo solo piccoli canali, vediamo la casa l'opera La Fenice e la casa di Mozart, torniamo qui. Anche lei ha imparato a vogare su questo traghetto qui molto particolare con le onde molto alte? No, veramente io ho imparato su un altro traghetto, perché mio padre lavorava da un'altra parte, poi sono venuto qui, ma mi trovo bene, però attualmente ci sono troppe onde, anche quando facciamo l'itinerario per il canale grande è una cosa un po' non molto bella. Stiamo passando il collegio navale Morosini e davanti a noi c'è un bellissimo spettacolo, uno spettacolo fatto di luci, la laguna è scintillante. A questo punto mi viene voglia di parlare di itinerari. Quali sono gli itinerari che proponi con il tuo? Che ho previsto sono degli itinerari nella laguna sud, uno è di mezza giornata, per cui un mattino o pomeriggio si gira nelle isole prossime, diciamo, a Venezia, per cui... Cioè San Servo, San Clemente, Poveglia, si fa un giro verso Fisola, che è un'ex polveriera, un'isola simpatica, è tutta circondata con degli scogli bianchi, ha un po' l'idea dell'atollo da lontano. E poi degli itinerari di un giorno che prevedono sempre un passaggio, diciamo, vicino a queste isole e scendendo poi fino giù alle valli da pesca, per cui in Valle Figheri, Valle Zappa e giù di seguito. Queste non le conosco, valli da pesca in che senso? Perché ci andavano a pescare? No, erano diciamo che la valle qui in laguna non ha niente a che vedere con le montagne, è solamente una zona che viene chiusa o da terra, per cui erano delle valli chiuse, oppure venivano chiuse con delle reti o con delle palificazioni, per cui erano amovibili. Ce n'erano una 60 fino a qualche secolo fa, adesso ne sono rimaste una decina. Altri itinerari? Altri itinerari nella laguna nord, per cui passando per Murano, Burano, Torcello, però proseguendo, per cui escludendo poi gli itinerari soliti da turistici e salendo sempre nella parte delle valli da pesca, su per Valle Perini o dietro Valle Zane, che non ha niente a che vedere con il mio cognome, e basta. Poi altri itinerari, ho previsto anche un itinerario che scende, anzi che sale verso Trieste facendo tutta l'idrovia veneta, poi scendendo per il mare, almeno questo... Si può andare in mare con questa imbarcazione? Io sono arrivato in Jugoslavia più di una volta, ho tagliato anche da qui e non ho trovato, diciamo, sempre stando con un meteo buono si fa senza nessun problema. E che reazione hanno avuto in Jugoslavia quando ti hanno visto con questo bragotto? Diciamo che è stata una cosa molto simpatica, perché da qui, appena uscito dai buche di porto, ho trovato ospitalità dappertutto e tutti si ricordavano queste vecchie vele, i vecchi marinai mi ospitavano di qua di là. Abbiamo preso anche qualche bevuta di troppo Una volta arrivavano queste vele, quindi? Sì, arrivavano dappertutto, avevano un gran coraggio ad arrivare fino nella costa jugoslava. Un gran coraggio perché appunto non è facile. Non sono barche che si prestano al mare essendo a fondo piatto, sono molto stabili, anche perché dico io, quando c'è parecchio vento riesco a ridurre la vela molto dopo alle normali barche che ci sono adesso, che costruiscono in plastica, questo perché essendo a fondo piatto, forse non zavorata, una ottima stabilità di forma. C'è il problema quando il mare è formato che la stabilità di forma se ne va. Che può dare una gita di questo tipo? Io penso che avvicina molto a quello che era la laguna un tempo, appunto passando su zone incontaminate ancora, che sembra strano ma ancora esistono, finché gli ultimi motoscafisti non scopriranno che esistono anche questi. A Chioggia il tuo itinerario non prevede nulla? Sì, ho anche un itinerario che va su verso Chioggia
E prevedevo anche di passare 3 giorni qui in laguna, pernottando a Chioggia, pernottando in una valle da pesca, e basta girare un po' tutta la laguna, diciamo in 2 o in 3 giorni. Infatti Chioggia è la terra del Bragozzo, era la terra del Bragozzo, e parlando di tradizione di Chioggia vi vogliamo proporre delle immagini della festa che si è svolta la scorsa settimana. Però prima dobbiamo ricordarvi che il prossimo appuntamento con Remi in Forcola è per la regata di Murano, esattamente il 5 luglio, sempre alle 20:30. Per il nostro programma la regata sarà il giorno prima, chiaramente. Io ringrazio tantissimo Davide, ringrazio i nostri mozzi che sono dietro le nostre spalle, e non posso altro che dirvi arrivederci da Francesca Scarpa. È tutto, alla prossima. No matter how hard I try, you keep pushing me aside and I can't break through. There's no talking to you.